detto che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. La liturgia ci invita oggi a celebrare la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, e questa celebrazione viene così presentata dal Messale romano. La devozione all'Addolorata ebbe grande sviluppo negli ultimi secoli del Medioevo, esprimendosi sia nella poesia religiosa, Jacopone da Todi, lo Stabat Mater, sia nella raffigurazione della pietà. La memoria liturgica fu introdotta dal Papa Pio VII nel 1814, anche in riferimento ai travagli subiti dalla Chiesa in quegli anni. Mediante l'intima unione al Figlio, la maternità di Maria si estende a tutta l'umanità redenta da Cristo sulla croce. E affidiamo alla misericordia del Signore, attraverso l'intercessione di Maria, la nostra pochezza e la nostra fragilità umana, e con umiltà diciamo: Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Cristo, Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei.
Per il tuo nome guidami e conducimi. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Alleluia. 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 Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Parola del Signore. Nella prima lettura che la liturgia ci offre in questa celebrazione della Madonna Addolorata, ci è stata presentata la realtà di Cristo Gesù, il Signore, nel momento drammatico della passione. L'autore sacro ispirato ci ha detto che Gesù, nei giorni della sua passione, innalzò al Padre forti grida e lacrime, perché per essere liberato dalla morte, e fu esaudito per la sua pietà. Anche per Gesù la passione non è stata una passeggiata, anzi, il momento culminante della sofferenza, e il rimando qui è ai Getsemani, dove Gesù pregava con insistenza il Padre che, se fosse possibile, passasse da lui il calice della passione. Tuttavia, alla sensibilità umana contrappone il progetto del Padre: tuttavia non la mia, ma la tua volontà si compia. Ecco la pietas di Gesù verso il Padre, quella pietà, quella pietas verso il Padre che gli dona poi la glorificazione, la risurrezione. Nel brano del Vangelo Giovanni ci presenta un punto culminante della devozione a Maria, dell'esperienza della maternità di Maria. Quella maternità che era iniziata nella gioia nel Natale, ora si compie e si apre a una prospettiva nuova nella Pasqua, ai piedi della croce, nella sofferenza, una maternità ecclesiale. Lo scambio, il figlio di Zebedeo, Giovanni, al posto del figlio di Dio, Gesù. Maria è qui introdotta ad una nuova maternità, quella ecclesiale. E questa maternità ecclesiale ci è sottolineata dall'Evangelista Giovanni
nell'ultima parola del brano che abbiamo ascoltato. Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Il testo greco è molto forte, molto pregnante. L'accolse tra i tesori, tra i beni della sua casa. E per casa l'Evangelista Giovanni non intende l'abitazione materiale fisica, ma è la Chiesa. Maria viene ad essere uno dei 3 tesori della Chiesa. E quali sono gli altri 2? La parola di Dio è il primo tesoro che la Chiesa custodisce. Il secondo tesoro sono i sacramenti, la grazia, la salvezza che Gesù con la sua obbedienza filiale al Padre ci ha acquistato. Il terzo tesoro è Maria. Maria che diventa in questo momento madre della Chiesa, madre di tutti noi. Ecco allora che la comunità cristiana ha un punto di garanzia, di sicurezza, di forza in Maria. Maria che ha fatto crescere il figlio Gesù. Maria che con il suo esempio e la sua intercessione assiste e fa crescere costantemente la comunità cristiana. Ecco che ciascun membro della Chiesa, ciascuno di noi, guardando a Maria, la madre del Signore e la madre della Chiesa, ha un modello e un punto di riferimento. Per intercessione di Maria, che ebbe gli stessi sentimenti di Cristo, chiediamo al Signore di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre, amare dimenticando noi stessi. Diciamo insieme: Salvaci, Signore, perché in te speriamo. salvaci, Signore, perché in te speriamo. Perché la Chiesa sia madre di fede e di amore per tutti gli uomini, preghiamo. Salvaci, Signore, perché in te speriamo. Perché la società civile sia attenta alle sofferenze e ai bisogni dei più diseredati, preghiamo. Salvaci, Signore, perché in te speriamo. Perché le famiglie dei disabili, dei drogati e dei carcerati trovino negli altri uomini e donne affetto e aiuto, preghiamo. Salvaci, Signore, perché in te speriamo. Perché chi piange la morte di una persona cara sperimenti l'amore di Dio e la speranza della risurrezione, preghiamo. Salvaci, Signore, perché in te speriamo. Perché tutti noi che partecipiamo a questa mensa impariamo da Maria a fare la volontà del Padre, preghiamo. Salvaci. Signore, che hai voluto associare alla passione del tuo Figlio il dolore di Maria, accogli le nostre preghiere e rendici degni di completare in noi le sofferenze di Cristo a vantaggio di ogni uomo. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei qui, Signore. Sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei qui, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. E preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Dio misericordioso, a lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre dolcissima mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria. All'annuncio dell'angelo accolse nel suo cuore immacolato il tuo verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo creatore, segno degli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna
nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato i tempi, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non fa mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, in Lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi ai patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. ci accompagni e sostenga con la sua benedizione te, Padre e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valde. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesus benedictum Christui nobis post hoc exilio